Allora, io non faccio propaganda né campagna elettorale, cioè la faccio, ma cerco di stare sui temi per vedere se è possibile un approfondimento e dare delle risposte, perché il tema è esattamente questo. Noi ci troviamo in una fase della nostra storia in cui la crisi di un sistema, di un modello di sviluppo è stata resa evidente dal progredire in successione, io credo, sempre più alta di fenomeni di grave impatto climatico. Uno. Due, ci troviamo di fronte a una trasformazione del mercato globale a seguito della pandemia, ma non solo, anche di eventi geopolitici, che mettono a dura prova e mettono in discussione il modello che noi abbiamo fin qui perseguito. Questo è un punto fondamentale. In questo modello di produzione e di consumo ovviamente ci sta anche l'agricoltura. Ci tengo a sottolineare un punto, perché voi avete fatto un ragionamento sulla difesa delle filiere e delle produzioni locali. Una delle responsabili per l'Italia della campagna Stop TTIP è Elena Mazzoni, che non so se la conoscete, avete avuto modo di conoscerla, però la vostra associazione, non so se sul piano nazionale, ma in molte realtà ha partecipato a questa campagna, appunto a difesa, diciamo, delle produzioni locali e delle produzioni nazionali, e quindi, come dire, per alcuni aspetti mi trovo in connessione con i ragionamenti che voi state facendo, cioè mi trovo in connessione perché sono terreni che noi comunque abbiamo condiviso e praticato anche dentro un terreno di resistenza sul piano globale a quelle che sono le logiche delle multinazionali della produzione e della distribuzione agricola. Detto questo, io penso che vada fatta una riflessione anche sulla questione delle produzioni agricole e delle attività agricole, proprio in relazione alla tutela dell'ambiente e del territorio, perché nessuno si può dimenticare che il 24% delle emissioni di anidride carbonica, che poi sono la causa fondamentale dei cambiamenti climatici, provengono non certamente dal Veneto, ma sulla scala globale dalle produzioni agricole, in particolare dall'agricoltura di tipo intensivo. Due, non possiamo dimenticare che nelle nostre, che in questo paese, non altrove, vengono utilizzati ogni anno 134 mila tonnellate di pesticidi. Questo ovviamente ha un impatto importante sulle falde agricole, sull'acqua che utilizziamo, la stessa acqua che utilizziamo in agricoltura. Questa questione per noi è fondamentale, cioè noi non possiamo non tenere conto di questo, anche dentro un discorso di sviluppo, come dire, virtuoso delle produzioni agricole del nostro territorio e di altri territori, dentro un quadro più che competitivo, io direi di concorrenza e di rappresentazione di una qualità del cibo che non è solo veneta, ma è italiana in generale, perché è questo che poi nei mercati mondiali, insomma, ha una sua rilevanza. Io credo che sia questo uno dei punti, insomma, su cui si è fatto anche una battaglia perché non ci fossero sofisticazioni delle produzioni agricole e alimentari del nostro paese di particolare qualità. Quindi io credo che noi abbiamo tutti il compito, insomma, no, di ricondurre anche questa parte fondamentale della produzione, centrale in una fase in cui il tema dell'ambiente ha il valore che sappiamo, che riguarda la riproduzione della nostra vita e soprattutto quella delle generazioni future, e quindi l'agricoltura, insomma, per noi e la produzione agricola deve giocare su questo terreno un ruolo sicuramente fondamentale. Noi siamo d'accordo in larga parte sul documento che avete proposto, sottolineiamo la carenza di un ragionamento sulla riconversione delle produzioni agricole, la mancata critica sulle produzioni intensive, per esempio la grande estensione di vigneti che si è realizzata nella pedemontana, così come gli allevamenti intensivi che sono per loro natura obiettivamente destinati a essere, come dire,
oggetto di interventi attraverso, come appunto l'uso dei fitofarmaci o come l'uso degli antibiotici o di altre sostanze sicuramente non poi utili, insomma, no? Per gli effetti che hanno quando vengono riversate nelle acque o nei terreni. Quindi io penso che questo sia un punto fondamentale. Anche questo deve essere un elemento di riflessione. Naturalmente noi pensiamo che le filiere corte siano fondamentali, non è che lo facciamo oggi questo discorso, cioè a portare nelle tavole e realizzare linee di produzione e di distribuzione e consumo dei prodotti che siano legate al territorio è certamente un vantaggio non solo per chi produce, è un vantaggio complessivo anche per l'ambiente, cioè, e dentro un quadro anche di contenimento di quello che sono le filiere che poi chiedono appunto, no, produzioni che vengono da altri paesi lontani, eccetera, e che vengono riversate nel nostro mercato molto spesso senza avere come quella qualità delle produzioni locali, ma anche attraverso, come dire, consumi di energia e di combustibili fossili. Quindi siamo su questo terreno e pensiamo che sia assolutamente utile come dire, estendere la pratica dei mercatini di prossimità, quelli che voi chiamate, come si chiamano adesso, vabbè, insomma, quelli che avete già cominciato campagna amica, mercati contadini, insomma, ecco, quelli di vicinato. Questa cosa qua secondo noi è utile, è importante anche che ci sia, come dire, no, un intreccio, una ricerca costante di miglioramento e quindi anche una relazione tra chi fa l'attività agricola e chi studia, diciamo così, la ricerca, insomma, anche su questo tipo di terreno. Non possiamo non essere d'accordo, come siamo totalmente d'accordo sul fatto che l'agricoltura possa essere una delle basi di rigenerazione di territori che oggi sono marginalizzati, insieme ad esempio allo sviluppo della banda larga. Questioni che per noi sono fondamentali. Se noi pensiamo a un possibile sviluppo di aree della montagna che oggi sono marginalizzate e progressivamente si marginalizzano sempre di più, pensiamo che l'agricoltura insieme a elementi appunto innovativi come la rete della banda larga estesa ovunque siano fattori che possono, come dire, anche valorizzando l'interesse delle nuove generazioni per una vita sana e per l'agricoltura, come dire, uno strumento di rigenerazione di questi tempi. Quindi io adesso, siccome voi avete chiesto la disponibilità a sottoscrivere il vostro documento, io penso che per quanto mi riguarda, io lo sottoscrivo con quella riserva che vi ho detto prima, perché mi pare che la parte come dire, di riflessione sulla necessità della riconversione di una parte della produzione agricola e la sua, come dire, sostenibilità ambientale non sia messa nel tutto tondo che dovrebbe essere, proprio per il valore che ha l'agricoltura, che è, e lo ha dimostrato durante il lockdown, sicuramente una delle fonti essenziali, una delle produzioni indispensabili perché si possa riprodurre la vita. Ecco, questo è il punto. Noi abbiamo nella nostra lista gente che è impegnata in attività cooperativa in varie zone del Veneto, dalla produzione dall'apicoltura proprio alla produzione agricola in generale, molto interessate al fatto che ci si vada verso una riconversione anche ecologica e rafforzamento e con investimenti precisi di risorse nelle produzioni biologiche, almeno tendenzialmente, come dire, destinati a diventare, insomma, la quota maggioritaria della produzione agricola. E detto questo, pensiamo che
quello che è accaduto anche recentemente nei nostri territori debba essere frutto di una discussione larga, partecipata, anche sui temi dell'agricoltura, sui quali vanno prese delle decisioni e vanno creati degli strumenti perché questo tipo di attività abbia un ruolo sempre più importante, che le associazioni degli agricoltori comunque siano un interlocutore importante nella discussione di questo, ma assieme a questo appunto ci sia anche la capacità di una programmazione e di una pianificazione degli interventi che sia adeguata alle contraddizioni dell'epoca che viviamo, perché noi viviamo un'epoca piena di contraddizioni rispetto alle quali oggi noi non sappiamo nemmeno ragionare sulle possibili ulteriori sviluppi e le conseguenze che avranno, ma l'unica cosa che sappiamo certamente è che queste contraddizioni si manifesteranno in maniera sempre più forte e dovremmo trovare gli strumenti per dare risposta. Una diversa agricoltura, una valorizzazione dell'attività agricola può essere utile in questa direzione.